Testata, noi andiamo con Elena Laudante a conoscere un'associazione che promuove una legge di iniziativa popolare per la tutela del patrimonio linguistico ligure. Una volta che una volpe calea stufa da vegulu de lungo april. E mettendo a frutto a se furbaia alla convinto a non scurila ciò. Cercare di dare un futuro al patrimonio linguistico storico della Liguria, che significa trovare un posto per questo nella vita di tutti i giorni. Una normalità in lingua genovese da ritrovare ad esempio tra i banchi di scuola, per promuovere un patrimonio fortemente a rischio in una regione ultima in Italia per uso del dialetto. L'associazione culturale Chelins invita gli scolari a raccontare in genovese le favole preferite. Questi attivisti linguistici puntano ad una tutela istituzionale del genovese. Hanno appena raccolto l'adesione di 20 comuni per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che a breve dovrà essere discussa in regione. La legge prevede un meccanismo di questo tipo. C'è un comitato scientifico formato da linguisti, gratis, il quale nomina, d'accordo con l'assessore alla cultura, un comitato di promozione che è formato da promotori, attivisti. Da tempo si lavora su due fronti: convegni e dibattiti, ma anche aperitivi e musica reggae in senese. Ma tutto inizia tra le mura domestiche. È proprio questo che bisogna mettere in moto, cioè far sì che ci si pensi, perché sennò sembra normale che una lingua vecchia di 1000 anni sparisca. È per questo che tua figlia parli in genovese? E mia figlia parla in genovese per egoismo in realtà, perché così mi assicuro per tutta la vita un interlocutore.